tutti a Sardegna però. Sì! Sicuro. Non apprezzate proprio, cioè tutti vogliono vivere qua. Allora, io sono John, vengo da Birmingham. Ora, io sono nato a Birmingham, in Inghilterra. Quello è Birmingham, non Birmingham. Ora, voi magari non lo conoscete perché in Italia si parla solo di Londra. I genitori tutti gli anni mandano i figli a Londra, come i Lemmings. Tutti gli italiani giovani vanno a Londra per imparare l'inglese, anche nonostante il fatto che non ci sono inglesi a Londra. E spendete un sacco di soldi per andare lì, la città più cara dell'Inghilterra, e voi giovani fate una vacanza dalla Madonna, tornando sapendo meno inglese di prima, e gli inglesi che ci sono a Londra sono stronzi perché non supportano più gli stranieri. Wonderful things, right? I'm from Birmingham, che non è conosciuto qua. Birmingham è la seconda più grande città dell'Inghilterra, e noi abbiamo una storia di music. Abbiamo dato il mondo, voi siete troppo giovani, conoscere magari Black Sabbath o Led Zeppelin. They're very, very, you know that, man, you got a rock guy here. Ti becco dopo quando dobbiamo fare l'intervista. Allora, Birmingham è un po' come la meridione, Nord Inghilterra è come la meridione italiana, perché ogni paese ha il suo meridione, cioè nel senso, ogni paese ha la parte con i soldi e la parte con la personalità, I think. And I'm from there, ma noi siamo tutti musicisti e a 16 anni si va fuori delle balle, si dice in inglese, un po' come milanese, andiamo fuori. Allora, e poi una cosa che a voi sembrerà strano, i maschi del Nord Inghilterra a 16 anni andiamo fuori delle balle. E mia mamma mi diceva già quando io avevo 9 anni, mi diceva ricordati tuo 16° compleanno devi andare fuori delle balle, così in milanese. E me lo diceva già a 9 anni, le dicevo ricordati, ma io non avevo modo di dire, invece no. Arrivato il mio 16° compleanno, io finivo la torta e lei mi faceva la valigia. It was a double celebration. E poi sono andato con la chitarra in Spagna, questo si chiama busking. In Inghilterra è nobile questo lavoro, cioè suonare per strada è visto come un lavoro nobile, perché tutti i più grandi musicisti inglesi dicono se tu non hai suonato per strada, non hai fatto l'ossa, non sei un vero musicista. Quindi in Italia chi suona per strada è visto come sfigato, ma invece per noi è una cosa bella. E invece suonare la chitarra impari anche tutto a comunicare. Quindi ho fatto Francia, Spagna, Germania, Austria e poi un giorno sono arrivato in Italia. E non lo dimenticherò mai, perché la prima volta che io sono arrivato in Italia mi ricordo a guardarvi ipnotizzato, perché per noi inglesi, voi italiani, urlate sempre, anche quando parlate normalmente, e muovete anche i bracci, e io vi guardavo e dicevo, minchia, me un manicomio, è perfetto per me, è buono, perché io adesso devo ricoverare, questo è normale, io non so se questo è come pensano, ma it's just amazing, perché l'italiano come comunica, non comunica nessuno al mondo. L'unico problema è che tutto il mondo, c'è questi gesti a proposito, si fa, c'è ogni gesto che fa l'italiano vuol dire qualcosa, è una lingua geniale che va parallela alla lingua parlata. La tragedia è che il mondo non lo sa questo, io questo l'ho imparato qui, invece tutto il mondo pensa che voi improvvisate. Ciao Antonio, ci vediamo! Che è vero, ma non per questo. E poi ho imparato quanto però è pericoloso se non sai questa lingua. Una storia vera, stavo andando a Genova, mia prima vacanza, voi che siete stati venuti in Genova, perché avevo soldi. Allora, vado in Genova, mia prima vacanza italiana, con mia prima ragazza italiana che si chiamava Concettina. Perché fa ridere così? Vabbè, senti, allora stavo andando a Genova e a un certo punto mi chiedo, continuano che non c'è. Allora, sono per l'autostrada e io adesso non mi ricordo se io che l'autostrada a lui o lui a me, ma mi arriva questa simbolo nuovo. Questa solo in Italia c'è questa simbolo. E io chiedo a lei, ma cosa c'è? Ma cosa vuole? Lei non volendo problemi dice no, si sta scusando, non
Il livello dell'inglese in Europa. 2 anni fa esce una statistica che dice 44 paesi in Europa, l'Italia dove è arrivato nella classifica per il livello di inglese? Dove è arrivato? L'ultimo no? Penultimo. Lui è il penultimo. E meno male che c'è Kazakistan, perché se no... Ora, vi faccio adesso una domanda seria però. Ok. Italia, penultimo in questa classifica. È una domanda seria. Non lascia stare adesso il momento, lascia stare il politico. Guardiamo storicamente l'italiano, no? L'italiano è stupido? No. Alza la mano se pensi che l'italiano è stupido. Alza la 2, e lui è russo. Ok, però prima di riflettere ricordatevi che stiamo parlando dell'Italia, un paese piccolo così rispetto a tutto il mondo, no? Che ha dominato il mondo in biologia, arte, cucina, stile, scienza, look at the Renaissance. Posso andare avanti in mezz'ora, cioè tu puoi dire tutto quello che vuoi sugli italiani, ma non puoi dire sono stupidi, non puoi, you can't say it. Adesso la scienza più importante di cui si parla è la nanotecnologia, che quest'anno la nanotecnologia all'incontro lo fanno a Calabria, perché? Perché uno dei pionieri di nanotecnologia è Calabria. If you look, se guardi, adesso gli italiani quelli che combinano le genialità, l'italiano non ce l'ha nessuno. Quindi com'è possibile allora che l'Italia arriva penultimo nella classifica inglese? Inglese, la materia, in mia opinione, più importante assolutamente che c'è, è sempre più importante. Allora, ricordatevi per quanto io amo gli italiani, che poi guardiamo sono i primi 3 paesi nella classifica, sempre prima Svezia, poi Malta, poi Olanda. Quindi l'italiano dice, ho capito, però svedese, inglese, praticamente lo stesso in lingua. Sono avvantaggiato perché la lingua è simile, sono chiare, that's absolutely not true, okay? It's not true, absolutely not. So what is it? What's the secret? Prima di tutto, ve lo dico, 2 things, okay? Prima, in Svezia, i bambini guardano la televisione e i cartoni animati in quale lingua? In English, da 0 anni, perché il nord dell'Europa sanno il valore della fase imprinting. Da 0 a 7 anni un bambino impara fino a 4 lingue senza nessun fatica, perché non lo fanno conscientemente, they don't do it consapevolmente, they don't do it con questo pezzo di cervello che noi usiamo adesso, e they absorb, it's learning by association, è molto più semplice. Numero 2, perché in Svezia, in Olanda, in Germania, in Austria fanno meglio l'inglese? Perché l'inglese è figo, perché loro non vedono l'inglese come matematica, geometria o le altre scienze. L'inglese è figo, è divertente, è una lingua anche semplice. In Italia cominciano a imparare l'inglese a 7 anni, quando le finestre di printing chiude, quindi siete già indietro, da bambini, già indietro l'Europa. E poi come cominciano a insegnare? Quello che io chiamo uno che mastica l'altro, che in inglese è 1, 2, 3. Questo non è il colpa degli insegnanti, come dei migliori insegnanti che conosco io sono italiani. Gli italiani sono sedere rotondo a noi inglesi insegnare, perché noi inglesi non impariamo la nostra stessa grammatica in Inghilterra. Ci sono delle bravi insegnanti in Italia, ma non sono aiutati. There are many problems. Quindi adesso arriviamo a perché quando io per la prima volta vedo un gruppo di italiani che non comunicano più, l'italiano più grande comunicatore del mondo, in aula di inglese non comunica più. Perché? Perché si sentono stupidi, anzi vi dico queste cose delle scuse, l'italiano che è il maestro delle scuse, uno degli ultimi che mi piace da morire è questo. Gli adulti che non sono riusciti a fare progresso in inglese adesso dicono sì, ma tanto l'inglese sta morendo, il cinese